Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con Il Sussidiario.tv. È giovedì 7 maggio 2026. Oggi in primo piano, Trump tratta con l'Iran da una posizione di forza, con una bozza di accordo in 14 punti sul tavolo. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con Il Sussidiario.tv. È giovedì 7 maggio 2026. Oggi in primo piano, Trump tratta con l'Iran da una posizione di forza, con una bozza di accordo in 14 punti sul tavolo. Salvini rilancia il nucleare come obbligo nazionale. Marco Rubio a Roma. Disgelo tra Washington e la Santa Sede. Il centrodestra va dritto sulla riforma elettorale. Al Senato altri 15 giorni sul DDL contro la violenza sessuale. E dal sud la Lega difende le grandi opere a Reggio Calabria. Restate con noi, si comincia subito. Trump tratta forte con l'Iran. Iran. La pace può arrivare da una posizione forte. Donald Trump vede possibile una chiusura rapida della guerra con l'Iran. Teheran sta valutando la proposta americana, mentre ANSA parla di una bozza in 14 punti. Moratoria nucleare, riapertura di Hormuz, sblocco di fondi congelati e possibile revoca delle sanzioni. La lettura è semplice. Trump mette il regime iraniano davanti alla realtà. Se accetta, vince la pressione negoziale. Se rifiuta, cade la favola dell'Iran interlocutore razionale. Si discute dello stretto di Hormuz, del prezzo del petrolio, della sicurezza dell'Occidente e del diritto di non consegnare l'atomica agli ayatollah. Ancora una volta è Washington a muovere il tavolo, mentre l'Europa rincorre. Nucleare subito. Salvini sfida i finti green nemici dell'atomo. Matteo Salvini porta il nucleare al centro dell'agenda nazionale. Dopo il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, il vice premier va dritto al punto. L'Italia non può più dipendere dagli umori della geopolitica, dal meteo, dalle crisi internazionali e dai ricatti energetici. Per Salvini, il nucleare non è una scelta, ma un obbligo, un dovere. Parole nette che spaccano la nebbia ideologica di chi per anni ha predicato decrescita, divieti e transizione senza corrente. La traiettoria è chiara. Quadro per i privati dal 1 gennaio 2027 e prima nuova centrale tra 2032 e 2033, con Milano candidata. La Lega mette sul tavolo energia vera, mentre i professionisti del no restano prigionieri del passato. Rubio da Papa Leone. Parliamo. Disgelo USA, Santa Sede. Marco Rubio a Roma, prima dal Papa e poi dal governo italiano. La visita del segretario di Stato americano va letta per quello che è, un tentativo serio di normalizzare i rapporti tra l'amministrazione Trump e la Santa Sede, andando oltre personalismi e caricature. La diplomazia lavora sui dossier veri: Iran, pace, sicurezza, libertà religiosa, ruolo dell'Occidente. Il messaggio di Trump resta chiaro: l'Iran non può possedere l'arma nucleare. In questo quadro, l'Italia di Giorgia Meloni è il ponte naturale tra Washington, Vaticano ed Europa. Non il teatrino delle ostilità, ma la fatica concreta del dialogo. Legge elettorale. Avanti! Salvini, una riforma per la stabilità. Procederemo dritti. Matteo Salvini liquida così le domande sulla legge elettorale dopo il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Il centrodestra vuole andare avanti sulla riforma, senza farsi bloccare dalla palude dei retroscena e dalle liturgie di palazzo. Il punto è dare all'Italia regole più chiare, maggioranze più solide e governi meno esposti ai ricatti parlamentari.
Giorgia Meloni ricompatta la coalizione, Salvini conferma la linea, Tajani e Lupi restano al tavolo. Basta sistemi che deformano il voto e producono instabilità. Gli italiani scelgono, la politica governa. In Italia, purtroppo, è già una rivoluzione. DDL violenza, legge seria o niente. Donne tutelate, garanzie salve. Sul disegno di legge contro la violenza sessuale, il Senato prende altri 15 giorni. La mediazione Unterberger prova a tenere insieme il tema del consenso e quello della sua riconoscibilità nel contesto concreto. Giulia Bongiorno tiene una linea che non è rinvio, ma responsabilità. Proteggere le donne sì, scrivere norme sloganistiche o utili solo a una bandierina ideologica no. Il diritto penale deve difendere le vittime, ma deve anche reggere nei tribunali, senza demolire il diritto di difesa. La Lega pretende una legge seria, equilibrata, applicabile. Su temi così delicati, la propaganda non basta. Liberare Reggio e il Sud. Infrastrutture e sviluppo contro la cultura del no. A Reggio Calabria, la Lega rimette al centro il tema vero, lo sviluppo del Sud. Non polemiche di cortile, ma infrastrutture, aeroporto, ponte sullo stretto, collegamenti europei, lavoro per i giovani calabresi. I consiglieri comunali del Carroccio rivendicano l'impegno di Salvini sul Tito Minniti, presentandolo come passaggio decisivo per collegare Reggio all'Europa. Dietro la cultura del no ci sono spesso calcoli locali e rendite amministrative. Salvini sceglie un'altra strada: credere nei calabresi, non condannarli alla rassegnazione. Il Mezzogiorno ha bisogno di essere collegato, competitivo, libero di crescere. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Governo, l'agenda del Piave, energia, atomo e stabilità. La realtà presenta il conto. Passa da Hormuz e le rotte si chiudono, l'ambientalismo da convegno non basta più. Servono energia vera, tecnologia e nucleare. Antonio Fanna, sul sussidiario.net, legge così il vertice di Palazzo Chigi tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. Non piccolo cabotaggio, ma un'agenda di fine legislatura sui dossier che contano. Hormuz, energia, patto di stabilità, legge elettorale. Il nucleare torna al centro, quadro regolatorio entro fine 2026. Privati pronti dal 1 gennaio 2027, prima centrale tra il 2032 e il 2033. Salvini mette Bruxelles davanti a una contraddizione: o una deroga al patto di stabilità, o almeno il permesso di spendere per l'energia quello che si consente per le armi. Infine la legge elettorale, non un tecnicismo, ma stabilità. Meno palude, più responsabilità. Libia decisiva su gas e migranti. Piano Mattei, è ora di spingere. Nel Mediterraneo non vincono i buoni sentimenti, vincono presenza, imprese e diplomazia. Se Roma arretra, entrano francesi, inglesi, cinesi e americani. Michela Mercuri sul sussidiario.net spiega perché la Libia torna centrale mentre la crisi di Hormuz rende fragile l'approvvigionamento energetico. La Libia non è un dossier lontano. È gas, petrolio, migranti, Eni e sicurezza nazionale. Ci sono nuovi giacimenti, il Green Stream, le forniture verso Gela. Ma non basta guardare a Tripoli. Bisogna parlare anche con l'est libico, con Haftar e con la Cirenaica. La frase chiave è netta. L'Italia deve parlare con Haftar. Energia e migranti non si governano con gli slogan, ma con accordi e investimenti. Il piano Mattei va in questa direzione. Bisogna correre. Si conclude così il TG di Radio Libertà di oggi in collaborazione con il sussidiario.tv. Appuntamento a domani, sempre sulle onde di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.